La persistenza mi permette un vino che poi resta anche al palato. Io direi che visto che le nostre ragazze hanno già versato il terzo vino, abbiamo tutti già il terzo? Adesso torniamo Scusate ragazze, il terzo vino? A chi manca? Allora facciamo una piccola introduzione anche sul terzo, invece un altro. Vigna di Milo. Allora, vigna di Milo. Sì. Qui possiamo fare un gioco. Vediamo chi indovina dove vediamo il vigneto di questo. Esatto, vediamo chi indovina dove si trova questo vigneto. Wine e Food Festival. Guardate che allora, torniamo a vedere da qui. Se ci basta. Allora, Tutto siciliano. Allora, dalla parte nord-ovest a 1300 metri facciamo un salto indietro e ritorniamo sul vigneto dell'Aurora, cioè siamo comunque sempre a Milo, intorno a 800 metri. Come vedete noi parliamo sempre di versanti, parliamo sempre di altitudine. Voglio darvi un'idea del posto in cui ci troviamo a Milo. Se noi da Milo scendiamo verso il mare, a Milo già gli olivi hanno difficoltà. Io un limone d'inverno lo devo coprire perché sono limone, però basta che arriviamo a Giarre, cioè siamo a circa neanche 20 minuti di strada, coltivano l'avocado. Quindi passiamo da qualcosa di, possiamo dire, anche tropicale, arriviamo veramente a un ambiente montano. Noi siamo immersi, questi vigneti sono immersi tra nocciole, castagne, terzo mele vino, e poi si altro. proseguirà. E qui, in questa giornata che da tanto tempo produco questo vino, che si chiama Vigna di Milo perché era la prima vigna che abbiamo avuto a Milo, ed è un caricante 100%. La particolarità è che questo fermenta in botti di legno da 2000 litri, botti di rovere austriaco in questo caso, e rimane sulla sua madre, come possiamo dire noi, quindi sulle sue frecce fine, per circa un anno. Quindi questo è un 2023, infatti, rispetto all'orario di un 2024. E quindi ha avuto un affinamento, potremmo dire, oltre alla fermentazione, in legno. Poi se ci sono altre domande tecniche sono qua. esattamente. Allora, io qui direi che ci troviamo intanto in un altro territorio, me lo sentiamo al calice già, Scendiamo, al naso, intanto lasciamo il castello. abbiamo un'altra sfaccettatura, se vogliamo, di questo vitigno, ma soprattutto al palato. Se prima c'era questa freschezza che si faceva notare, qui è proprio prorompente. Da dove ci guardate voi, noi siamo Devo dire, qui nelle è come Madonie. una persona che spalanca la porta, se vogliamo piccolo borgo di fare il appena paragone con una persona. 370 Quindi abitanti. direi che è proprio qui la civiltà, Però la molto ben freschezza, curato. se vogliamo, ecco, in termini proprio di sensazione. Le strade per raggiungere questo borgo non sono ottimali, però vi consiglio veramente di venire a scoprirlo. Non lo vedo che sempre scende. E quindi in occasione di questo evento anche la possibilità di gustare alcuni prodotti. Salve, cosa abbiamo qui in questo La stand? provola delle Madonie, un presidio slow food. C'è sia Qui semplice, vediamo affumicata, diverse tipologie, c'è di con il mostri. limone che è un'antica tradizione che abbiamo ripreso. Inseriamo l'agrume all'interno della pasta e conferisce gli oli essenziali della scorza. Poi ce l'abbiamo anche una provola affumicata con l'affumicatura a legna. Per ricotte salate, primo sale. E poi le ricotte salate abbiamo quelle classiche, quelle al forno, infornate e affumicate. Ma voi siete giovani e fate parte di questa azienda? Sì, è lui. Io sono il figlio del titolare, della titolare. Quindi un'attività che stai portando avanti, un'attività di No, famiglia. studio, però aiuto. Sì, nel tempo libero do una mano. Bisogna valorizzare queste Sì, eccellenze. sia le eccellenze che il territorio. Grazie, complimenti. Il stand, qui troviamo anche la manna, Amici di Bella Sicilia, siamo a Sclafani Bagni per questa manifestazione che ci permette di scoprire buon vino siciliano, ma anche tante eccellenze. Qui c'è un altro stand con la pesca, il video, guardate qui.
Era piccola, non stava male, non mi abbiamo più. Buonasera, siamo in diretta su Bella Sicilia. Cosa possiamo dire che ci ascolta? Quali eccellenze hai portato qui a Sclafani? Le mie confetture. Le mostriamo. E non solo le mie confetture, ma anche le nostre passate di pomodoro siccagno in varietà particolari come il regolino, il piccadilly e il ciliegino, coltivate tutte in siccagno. È un settore che tu stai portando avanti da generazione oppure... Sì, è un settore che portiamo avanti da generazione, è iniziato il nonno, poi a seguire papà e adesso siamo io e mia sorella, siamo la terza generazione. Qual è il prodotto di punta, quello più apprezzato? Il prodotto più apprezzato è la nostra confettura extra di ciliegie Royal, che siamo detentori del marchio ed è una delle migliori ciliegie che c'è sul mercato adesso. Poi abbiamo la passata di pomodoro. Sì, la passata di la pomodoro, sì, siccagno, nella variante ciliegino siccagno che lo raccogliamo a mano, il piccadilly e il regolino. La caratteristica fondamentale è che è coltivato senza l'apporto di acqua, quindi la corposità delle passate in sé per sé è molto corposa e ricca. C'è tanto amore, tanta passione. Tantissima, no? Grazie e buona continuazione. Buona giornata. Buon pomeriggio, ma qui vediamo queste pesche che sono tutte insacchettate una per una. Una per una. Ecco, la mostriamo, vediamo un po', facciamola vedere. Queste vengono raccolte direttamente sull'albero, già insacchettate, le insacchettiamo circa 3 mesi, 4 mesi prima della raccolta, quindi nel mese di giugno. E adesso sono pronte per la raccolta e questo lo facciamo per evitare di fare trattamenti chimici contro gli insetti, contro la mosca della frutta. In questo modo il frutto è protetto e non facciamo trattamenti chimici. Il risultato finale poi è questo, eccola. Oggi state dando la possibilità di gustare. Di assaggiare la pesca di Don Forte. In quale periodo si raccoglie? Iniziamo adesso iniziamo la raccolta, tra settembre e ottobre fino a metà ottobre abbiamo il prodotto. Oggi qui a Sclafani i bagni per mostrare queste eccellenze siciliane e poi tante altre vostre eccellenze. Sì, noi oltre alla pesca facciamo anche tanti tipi di conserve, confetture, marmellate, succhi di frutta, di diverse tipologie, di agrumi, melecotogne, prugne, fichi d'India, insomma tante tipologie di frutta. Grazie e buona continuazione. Grazie a voi. Salve! Salve! Oggi qui a Sclafani i bagni. Sì, non potevo mancare, mi sto facendo tutte le sagre, non potevo mancare. Il paese dell'amica mia, io ci abito. Abita qui in questo borgo, una grande famiglia, perché una grande famiglia. 370 abitanti circa. Perfettamente. Si conoscono tutti. Invitiamo tutti a venire a scoprire questo angolo di Sicilia. Certo. Sì, bellissimo. Invitiamo tutti, insomma, andare a visitare le terme, le acque termali. Noi l'abbiamo fatto questa mattina, Valentina. Certo, a saperlo portavamo un costume magari, no? Sì, Perché qualcuno non è sempre calda. È un'acqua che ha molti benefici, quindi dai, è una buona idea, una bella visita. Ci torneremo presto, anche intanto. l'inverno. Ciao ciao. Ciao. Amici di Bella Sicilia e Onda TV. Qui un altro angolo con alcuni prodotti del territorio. Salve! Salve! Ma cosa troviamo qui? Cosa avete portato? Abbiamo portato del pane con crescente, la nostra salsa e olio della nostra frutta. 3 varietà di olio, se posso intervenire, una biancolilla che è un po' più delicata e fruttata, carolea, un gusto più intenso e un blend di biancolilla, carolea e nocellara. Il nostro pane con farina integrale, farina rimacinata di grano tenero e di grano duro, prodotto appunto da noi con lievito madre, e la nostra salsa di pomodoro, cucinata alla vecchia maniera. Quindi, come faceva nonna? Come faceva la nonna, sì. È una salsa di pomodoro tradizionale, semplicemente condita con olio, origano e basilico. Da dove arriva la vostra azienda? Noi ci troviamo a Polizzi Generosa, siamo a 30 km dal centro abitato, però siamo nel territorio di Polizzi Generosa. Si chiama Susafa. Allora,
Buona continuazione, un caro saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia Onda TV da Sclafo di Bagno. Amici, noi vi salutiamo qui da questa località, fateci sapere da dove ci guardate e vi auguriamo buona continuazione di giornata. Ciao ciao!